Quando tutto è pronto, si costruisce infine il castello di leggerissime melanzane. Prima la base della teglia è cosparsa di olio. Dopo un lungo viaggio, sulla destra, sedile di fianco, una decina di panini, mozzarella, pomodoro, origano, olio e sale. Viaggio lungo, non si sa mai. Dietro, parmigiano. Non sono sicuro che lo trovo fuori dall'Italia, 6-7 kg di parmigiano. Però ho una certezza, purtroppo, che fuori dall'Italia il caffè fa cagare. 10 kg di caffè. Dietro non c'è più spazio, non vedo, non ce la faccio come a vedere. Litri e litri di passata di pomodoro fatte in casa subito prima della parmigiana d'agosto. Marmellata, pesche, albicocche, fragole, melanzane, quelle sott'olio leggermente piccanti con prezzemolo, aglio, e ovunque c'è posto olio, cioè fra il freno e l'acceleratore una bottiglia, cioè proprio ovunque, là c'è un bidone di olio di oliva, perché mia nonna mi dice sempre: Daniele, se hai un problema aggiungi olio. Comincia il viaggio. Comincia il viaggio e la prima tappa in Napoli. Soffriggete le vostre pene d'amore.